Articolo 6 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Io sono l'articolo numero 12 della Costituzione della Repubblica Italiana. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a 3 bande verticali di uguali dimensioni. Io sono sotto il burqa di Deborah Ellis. A Parvana piaceva accompagnare suo padre al mercato, sentire pezzi di discorsi e ricomporli nella sua mente, tipo rileggerli, un discorso senza senso. L'aiutava a passare il tempo, seduta dietro il mercatino di suo padre. Ma Parvana sapeva che dopo aver accompagnato suo padre al mercato, di prendere l'acqua dalla fonte. Naturalmente doveva venire bollita, perché sennò si rischiava malattie molto pericolose. Io sono l'articolo 8 della Costituzione della Repubblica Italiana. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di esercitare secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Il terzo. Sì, passato. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge in base alle intese con le relative rappresentanze. Io sono l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Io sono la lentezza di Milan Kundera. C'è venuta voglia di passare la serata e la notte in un castello. In Francia molti sono stati trasformati in alberghi. Un fazzoletto di verde sperduto in una distesa di squallore senza verde, un pezzettino di viali, alberi, uccelli al centro di una fitta rete di strade. Sono al volante e osservo nello specchietto retrovisore una macchina dietro di me. La freccia di sinistra lampeggia e tutta la macchina emette onde di impazienza. Il guidatore aspetta il momento giusto per superarmi. Spia questo momento come un rapace che fa la posta a un passero. Mia moglie Vera mi dice: sulle strade francesi ogni 50 minuti muore un uomo. Guardali, tutti questi pazzi che corrono accanto a noi. Sono gli stessi che sanno essere così straordinariamente prudenti quando sotto i loro occhi viene scippata una vecchietta. Com'è possibile che quando guidano non abbiano paura? Che cosa rispondere? Questo forse, che quando l'uomo è curvo sulla sua motocicletta è tutto concentrato sull'attimo presente del suo volo. Egli si aggrappa a un frammento di tempo, scisso dal passato come dal futuro. Si è sottratto alla continuità del tempo, è fuori dal tempo. In altre parole, è in uno stato di estasi e in tale stato non sa niente della sua età, niente di sua moglie, niente dei suoi figli, niente dei suoi guai.
e di conseguenza non ha paura, poiché l'origine della paura è nel futuro e chi si è affrancato dal futuro non ha più nulla da temere. La velocità è la forma di estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato all'uomo. A differenza del motociclista, l'uomo che corre a piedi è ben presente al proprio corpo, costretto com'è a pensare continuamente alle vesciche e all'affanno. Avverte il proprio peso e la propria età ed è più che mai concentrato su se stesso e sul tempo della sua vita. L'uomo che corre a piedi, invece, la velocità c'è un legame segreto fra velocità, fra lentezza e memoria, fra velocità e oblio. Prendiamo una situazione delle più banali: un uomo cammina per la strada. A un tratto cerca di ricordare qualcosa che però gli sfugge, allora istintivamente rallenta il passo. Chi invece vuole dimenticare un evento penoso vissuto da poco, accelera inconsapevolmente la sua andatura per allontanarsi da qualcosa di sgradevole. Nella matematica esistenziale questa situazione assume la forma di due equazioni elementari. Il grado di lentezza è direttamente proporzionale all'intensità della memoria. Il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio. Noi abbiamo finito, quindi se vi sono piaciuti questi doni potete recarvi allo stand e lasciare nome, cognome e recapiti. Grazie.